In modo questione appunto dessa approvazione sa lei e sa cultura de questa necessità di ponnere regole fissas a suscriri su sardu. Esti una richiesta giusta secondo esso o si può dire assai ancora chi scrive in sardo a fare i commenti oliti? No, se richiesta di unificare ortograficamente su sardo è una cosa non giusta ma santa. Non si può dire lasciare che ognuno su sardo du scriva da commenti du questione. In mo andiamo a supponi una famiglia che è composta da 6 o 7 persone e dei scalisi 3 figli siano nasciuti in una vita e altri 3 figli in sa vita di residenza. È chiaro che questi figli si punti trasferiti a sa vita di residenza quando teniente 10-12 anni questionano in modo diverso dei fradicelli che punti nascono voi in questa vita di residenza. E dunque già in sa propria famiglia si tiene una differenza fonetica in espressioni. Però, se vuole questionare in modo diverso, è necessario che quando lo scriviano a sa propria maniera. Andiamo a dire noi, per esempio, i campidanesi che vivono in suo campidano basso de Castello cada quarto e che vivono invece in suo medio campidano o in suo campidano di Oristanzi. Su campidano di Oristanzi, in suo vuedari, è pieno de garighettas, de nasalizzazione, sicuramente si nanta in noi. È pieno de betacismos. In suo vuedari tutte le figure grammaticali vanno a cozzare con i suedos. E ci sono i protesi, ci sono i sincopi, e ci sono i punti vocali paragogiche. Quando si scrive però, tutte queste cose vanno superate. E in Sarasa è necessario proprio un trattato di unificazione ortografica. In mostrai però ai studiosi, ai esperti del sardo, a collaborare in pari, poi su sardo, de su scanno passi da Sagadira e diventi su monumento che si olidi possa difesa de tutto canto esti sa cultura de Sardegna. I politici devono essere scetti attenti a divinigare istanze che de porta in porta antaveni presentadas dei studiosi. Poi si completiti, si miglioriti e rispondano finalmente ai questo interesse puro generali e culturali che è necessario posi imponi come una lingua di rispetto. Secondo isso, conforme su tempo passato, sul mondo dei professori, esti prus a favori in confronto della lingua e della cultura sarda o non è cambiato nulla? Penso che sia cambiato troppo poco cosa, poiché i professori, tra virgolette, sono i professori di lingua italiana, ovvero sia, commenti Nara Francisco Masala, de questa lingua che esercita la sa glottofagia, cioè questa lingua che di pappa d'un'altra. E questi professori sono stati pagati del Stato italiano, e i giovani sono ancora pagati, gli altri sono cose in stessa pensione, questo servizio che hanno prestato, questi stati sa mano lunga dessa colonizzazione linguistica. Sono sardi, ma sono che hanno rinunciato a sa voce in solo, poi imponi un'altra. Ci punti però questo su che tenenti s'orgoglio di essere sardi e punti a favore del sul recupero dessa lingua sarda a tutti i livelli. Ci punti con due altri invece che
su sardo non riuscenti né questionai e riuscenti vago comprendi pure, che logicamente sono contrari. Però sa notte porta consiglio, narrato non dicio. E questa notte che voi sei stati troppo lunga, dispoi donai consiglio e si può intemendare. E poi di accordo con i altri che sa lingua dolente e possono collaborare poiché si faccia un buon lavoro di recupero e la Sardegna possa tenere su vanto di possedere una lingua non scetti orali ma letteraria pure.